In diretta dalla sala B di Via Asiago in Roma, Fiorella e Baldini. Viva Radio 2! Era già in diretta! Eravamo già in diretta! Aspetta con la sigla. Stavamo spiegando alcune cose, oggi è una puntata speciale. Particolare. Allora, primo per l'ospite che ci verrà a trovare musicale, un ospite che ormai è di casa, è già venuto 2 o 3 volte, ancora non è qui, è in macchina. No, è sul Clarino. È sul Clarino. Sta arrivando sul Clarino, è Lucio Dalla che sarà qui. Grandioso. E poi ci sarà un altro ospite specialissimo quest'oggi, sta facendo un po' il giro del mondo e oggi passa qui, si chiama Scott Neeson e vi racconteremo di lui dopo. Ma prima di iniziare, consentimi Marco, consentimi. Noi quando ricordiamo alcuni amici nostri che magari lasciano questa terra, non ci sono più, lo vogliamo fare sempre con il sorriso. E l'altro ieri è scomparso un nostro amico, un amico comune mio infatti, e di Baldini mio, che si chiama Carlo Baccarini. Chi è Carlo Baccarini? Uno dei più grandi doppiatori mai e direttore di doppiaggio, nonché esatto. anche il papà di Maria Laura Baccarini, nota soubrette italiana. Io volevo proprio ricordarlo col sorriso all'inizio della trasmissione e dedicargli questa puntata per così per il pubblico. Volevo ricordare ad esempio la voce che lui dava ti ricordi il comandante di scuola di polizia? Sì, quello che è sotto Eric Lazar, lui dava la voce a Lazar. Oppure chi ha visto Alien, non so se vi ricordate l'androide, era la sua voce. Oppure pensate, questo per i bambini, doppiò la prima versione di Biancaneve, lui faceva Gongolo, quindi tutti noi ce lo ricordiamo, e poi ha curato tutti i doppiaggi dei film di Fellini, grande direttore di doppiaggio, una grande persona, un nostro amico a cui noi vogliamo dedicare la puntata di oggi. Ciao Carlo Baccarini. Carlo Baccarini, e che tutto il mondo, soprattutto il cinema italiano, insomma, se ne ricordi. Certo. Grande Carlo, simpatica, persona simpaticissima. Dedichiamogli la puntata con tanti sorrisi, con tanta allegria. Sigla! In diretta dalla sala B di Via Asiago in Roma, Fiorella e Baldini. Viva Radio 2! Il grande varietà radiofonico. 1, 2, 3, 4. Vai con le mani. 6, 6. Radio 2. Radio 2. Radio 2. Radio 2. Radio 2. Radio 2. Ma che mi dai? Il testo ti danno. Scusate, ma mi danno il testo di questa canzone. Mi hanno dato il testo che c'è scritto V. Sono 20 giorni, no, quanto? 1000 settimane che siamo in onda e ancora ti dà il testo. Io devo dire, fatemi dire subito, poi dopo ne parleremo. Che Scott Neeson è già con noi, seduto in prima fila. C'è, scusa il nome. Adele che sta traducendo un po', dopo Adele per adesso sta traducendo quello che stiamo facendo, ma dopo racconteremo noi chi è Scott Neeson, che è qui con noi in prima fila. Allora, Baldini. Prego, sono successe un sacco di cose. Aspetta, scusa, la nostra orchestra, il maestro Enrico Cremonesi. Cremonesi, possiamo fare lo stacchetto? Sì, fai lo stacchetto. No, ha fatto lo stacchetto, era il Cool and the Gang, ricordate? Cool and the Gang. Cool and the Gang. And the Cool and the Gang. Bravo. Ti ricordi facevano Get Down On It? Che poi c'erano tutte le versioni in napoletani, che c'era sempre Get Down On It, diventava così. Mietta mana. Ok, tonalità sempre svizzere che tu prendi. Lui prende purtroppo la musica svizzera. Tirolese. Tu o fai Miettaman o fai Miettaman. Esatto. Ma essendo lui mancante di alcune parti molli, non c'ha una riesce, tonalità di mezzo. Esatto. Ma tu non sai Cremonesi hai detto? Sì. Non sai. Hai detto bene. È l'età. Tu non sai. Un po' intasata. Il nostro Roberto Gasparini, della BMG, della BMG, casa discografica. Noi salutiamo. Noi facciamo i CD, anche Lucio Dalla, e quando facciamo il nostro CD di Radio 2, chi lo fa? La BMG. Sì, certo. Che vuol dire Bernardo, Mario e Giacomo, no? Che sono 3 persone. Ma dai, cosa vuol dire? BMG, non sai cosa vuol dire BMG? Vedi, Bertelsmann Music Group. Che vuol dire? Bertelsmann Music Group. Cremonesi, o lo dici o non lo dici, dillo chiaro, che vuol dire? Bertelsmann
un attimo. Vabbè, ciao Cremonesi, se oggi no... Bertelsmann Music Group. Secondo te interessa qualcosa ai nostri radioascoltatori? Però per sapere, cultura generale. Quando ci hanno chiamati perché Gasparini ci ha chiamato e ha detto che bello quando fate Barry White. Ah sì, Barry White lento. Grande. Noi I lenti erano. Iniziava sempre così, durava 20 minuti, Dicevi, ma canta o non canta? Prima a scaldarsi la voce. E poi c'era quando cominciava, stava per iniziare. Ecco questo, voleva dire tra poco canto. Professor Eco, ancora. Professor Eco. Ancora da ieri. È disperato, Senti, ma quando allora ci siamo oggi proposti, io e Baldini e tutto lo staff, all'arrivo di Lucio Dalla, una cosa sola io non chiederei a Lucio Dalla. Quale? Cantaci Caruso, basta. Ogni volta. Perché io sono convinto che lui non ne possa più, perché ogni volta ovunque lui va in un albergo, c'è il pianista che suona la sera. Capolavoro, però capolavoro, però secondo me lui non ne potrà più. Basta, è banale. Anna e Marco. Io non vedo l'ora che lui arrivi e che voglio fare Anna e Marco e poi mi sono preparato Futura. Ti faccio sentire solo chissà vai, domani su che cosa metteremo le mani e mi fermo. Vai, ok. Dedicato alla finanziaria questo. Bravo! Canta Padova Schioppa. Chissà su che cosa metteremo. Come farebbe lui? Si potrà raccontare le onde del mare e alzare la testa, non essere così seria, rimani. Basta! Se no poi facciamo tutto. Pensa Dalla che ci ascolta dalla macchina. Sì. Scott Neeson, come va? Come va Scott? Come va Scott? Tutto bene? Ok? Yeah, I'm still dazed. Got in 5 o'clock this morning. Sono arrivata alle 5 del mattino, quindi sono alquanto... Un attimo, perché i microfoni qui si aprono sempre con 20 secondi di ritardo. E il jet lag anche nei microfoni. I nostri microfoni hanno il jet lag. Parlano sempre. Dicevi? Dice che è arrivato alle 5 del mattino e quindi è un po' stanco, un po' confuso. Un attimo, possiamo portare del caffè per Mr. Scott? Coffee? Bel coffee, la nostra produzione si potrà permettere un minchia di caffè a uno che arriva dall'America, da qualche parte, un caffè, almeno un caffè. Cioè, gli italiani cosa possono offrire? Un caffè o un piatto di pasta barilla? Una cosa. Allora, siamo pronti? Sì. Tu sai, io inizierei subito con sta cosa qua che ho letto sui giornali. Incidente diplomatico, quella lì? Sì, io parlerei dell'incidente diplomatico. È il primo ministro, come si chiama? È Erdogan. Erdogan. Che sembra una cosa romana. Erdogan. Erdogan, che è il primo ministro turco. Sì. No, cioè il Papa va in Turchia e lui non c'è. Proprio quel giorno non c'è. Ora noi che cosa facciamo? Entreremo dentro la notizia. Certo, proprio. Ma proprio, cioè, striscia la notizia, striscia. Noi siamo inside. Ficcanti, esatto. Ficchiamo. Ci ficchiamo nella notizia, e ci colleghiamo adesso con la Turchia, subito. Con la Turchia. Proviamo a vedere se riusciamo a beccare sto. È un incidente diplomatico. Erdogan l'ha fatta grossa, cioè, non è che sentiamo se. Centralino del Quirinale, buongiorno. Ma perché? Centralino? Se volete parlare col presidente Napolitano? No, che Napolitano? Volevamo parlare con il presidente della Turchia, Erdogan. Ah, il turco napolitano. Sì, vabbè. Vi metto un attimo in contatto con il Quirinale turco, cambio. Erdogan. Ok. Pronto? È finita?
Come faccio a essere serio? Ah, buongiorno signor Erdogan. Sì, non capiamo niente signor Erdogan, siamo di Viva Radio 2, lei parla turco, noi... Onorevole primo ministro Erdogan, Scusi, ma lei... Vabbè, vada avanti. dice buongiorno a voi. Ma lei non era il traduttore del nordcoreano Kim Jong-il? Io, Sì, casomai. Sì, lei. Kim Jong-il, Kim Jong-il, sì. le ha detto lei. Ah, lì, scusi, ho invertito, sta succedendo l'età. Sì. Sono traduttore internazionale, quindi Va bene. è questo. Senta, volevamo chiedere al presidente Erdogan Sì. chiarimenti sulla visita del Papa e il suo mancato incontro con il pontefice, se possibile. Gliel'ha chiesto? Sì, gliel'ho chiesto. Ok. E adesso lei deve tradurre, però. Ecco, glielo sta traducendo. È turco, dunque, è dura come lingua, capito? Non so se si fa i gargarismi o parla. Vabbè, comunque speriamo che... Ecco, sta parlando. Che ha detto, scusi? Che no? Primo ministro Erdogan dice che non potrà incontrare Sua Santità Sì. perché il giorno in cui arriva Papa Sì. scade rata mutuo. Vabbè. E allora? Deve andare a Posta di Ankara per pagare bolletta. Ah, scusi, la domanda sarà banale, ma non ci può andare un altro a fare la fila alla posta? Oh, un momento. Sì, che traduce. In coreano gli Romulu. Eccolo, questo si lo balli. Questo è in turco, si sente. Che ha detto, scusi? Primo ministro Erdogan Sì. dice che deve andare di persona Sì. perché non si fida di nessuno, non vuole dare sue lire turche a un estraneo. Ah, giustamente, certo. Che è sta roba? No. Scusi, ma che succede al primo ministro? Che è No, sta... non la di grave, Ah. il primo ministro fuma come ovviamente un turco. Turco, giustamente, sono io scemo a chiedere. Senta, ma è tutto pronto in ogni modo per la sicurezza del pontefice? Questo rispondo io Sì. direttamente, Sì. perché primo ministro Erdogan dice non sa perché dice che Sì. Ali Acha Ah, sì. ha chiesto ieri a lui Sì. ma che per caso arriva il Papa. Questo non è molto tranquillante, cioè non ci tranquillizza molto. Non è la situazione, non è chiarissima, tenetelo sotto controllo, insomma. Che ha detto, scusi? Non c'ha più consonanti, le ha finite tutte. Onorevole, Sì. Presidente? Dice, onorevole Presidente, dice che non essere facile perché lupo grigio perde pelo, ma no Inizio, grazie al presidente Erdogan. Io lo farei tornare Erdogan, una volta ogni tanto. c'era? Erdogan. Io potrei sentire la sigla della segreteria telefonica di Erdogan, la posso sentire? Sentiamo. Perché mi piaceva. Erdogan! Che meravigliosa! Senti, ma. Erdogan! Io lo farei tornare. No, questo voglio sentire. Si sente che sono turchi, no? Si sente che sono turchi. Grazie. Allora a questo punto io metterei una canzone che stiamo lanciando in questi giorni, si intitola L'Arrotino. Ah, sì, L'Arrotino. E verrà cantata da Filo, una canzone Filo, così, L'Arrotino. magari Lucio Dalla sente le nuove proposte che noi facciamo. Sentite Dalla questo macchina. pezzo, è interessante. Eccolo.
respirare chiuso dentro un metro. Non ti fermare, nella testa forte il suono del mio iPod. Non so ascoltare, l'equilibrio è rotto, prima o poi lo butto, cambio pure identità. Cerco nella rete l'ultima novità, c'è da impazzire, spero di svoltare, tanto paga papà. Lo vuoi capire? Faccio un'altra rata, cambio fidanzata, mentre un uomo grida. Donne, è arrivato l'arrotino, c'è Vasco a San Siro, Italia Mondiale, lo stereo a palla, vanno avanti cosa strilla, il rigore non si sbaglia. Oh, 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 oh. Soffoco nel traffico, il semaforo è blu, ma lascia stare, compromessi in cambio di una vita da star, non si può fare, salgo un altro piano, ci sarà qualcuno, mentre un uomo grida. Donne. Grazie a Filo, grazie a Filo, grazie a Eccolo qua. Filo. Sì. Attenzione, Che è? abbiamo una notizia dall'estero. Sì? George W. Bush, George conoscete? W. Sì. W. Bush predica l'astinenza sessuale fino a 30 anni. Pensate, Rosy Bindi si informa, dice, ma per l'astinenza fino a 50 c'è uno sgravo fiscale. Vabbè, dai. Va bene. E altre agenzie che arrivano a... No, niente, non si può. Ecco, Mr. Scott, per Caffè Italian Coffee, quello l'ha fatto Rita del primo Sì. piano. E io Io faccio io il caffè. avrei qualche sospetto. Allora, Lucio Danno è quasi Sì. in arrivo, Sì, sì, l'orario, sapete, gli ospiti previsto intorno alle 14:10, ma lui in macchina si starà sganasciando, sicuramente. Sì, sicuramente, immagino. Sganasciando. No, niente, è una cosa... non si può, ho capito, Non si può. No, stavo... Prodi, una cosa di Prodi c'è. Ecco sì, Prodi che dice non manderò l'esercito a Napoli. George Bush replica, se dichiariamo il trick-track arma di distruzione di massa interveniamo noi. Il trick-track. È bella questa. Senti, però- Senti, vogliamo commentare un attimo Sì, dai, il cosa? titolo della Gazzetta di oggi? Sì, è fatelo bellissimo. vedere che è bellissimo. Lo dobbiamo far vedere al pubblico. C'è uno che se Allora- c'è la Gazzetta è rosa, si vede subito. Sì, quella ecco, è inutile se che l'è la portata cerchi. in bagno Bozzi, Se l'è sicuro. portata. Vabbè, un classico. no, perché il titolo era, mi ricordo la prima parola, era stracacà. Non si può fare un titolo con stracacà. Grosso così sulla Gazzetta, no, però ora il pubblico pensa sarà una battuta. No, No. io adesso prendo la Gazzetta e ve lo faccio vedere. Stracacà! Perché ieri Cacà col Milan ha fatto. Spiegate a Scott che c'è uno che si chiama Cacà. Grande giocatore brasiliano. Spiegate anche a Sasà che io dico io quando dai il microfono, che lui sta sempre così, appena parlo con qualcuno è già pronto. Ecco, leggete che c'è scritto Stracacà, eccolo qua. il Milan va poi, ci hanno E il fatto anche Milan- la rete. E il Milan va. Una roba da matti. Allora, ci siamo? Sì, Adesso è il momento della cultura. Della cultura. abbiamo un grande professore. un grande professore. Di semiotica, si dice Grandissimo. semiologia. Semiologia, sì. Semiologia, vabbè. Umberto Eco. Umberto Eco. Ricordiamo però, Sì. sai che Il nome della che rosa, il nome esatto, della rosa, Baudolino, il che ne so. Baudolino, esatto. Mi ricordo Sì, sì, trattati. Sì, infiniti. Nel nome della rosa un capitolo per descrivere un capitello, nel senso uno Capitello, molto- un certo, capitolo un per capitolo, descrivere- un capitolo. Dunque, Film con Sean Connery, sì, insomma. grandioso, insomma, Fine- un uomo di Scott, cultura mi pesante. conosci Umberto Eco? io no, Umberto Eco. Ora glielo puoi dare il microfono. Umberto Eco. Sì, sì. Conosci Umberto Eco? In the name of the rose. In the name of the rose. Si chiamava così anche in inglese. Umberto Eco. In the name of the rose. bello, Sembra una canzone degli U2. Esatto. In the name of the rose. In the name of the rose. Grazie, scusate,
Vista Paola Barala a Milanello con i suoi 2 chihuahua, li ho portati a cacca. Scusate, vedi a non leggerle prima? A non leggerle prima. Allora facciamo Umberto Eco. Come a Garrà. Easier, è la cosa. Applauso, eccolo qua. Eccolo, sta entrando, con la sua barba imponente. La cosa ci rende particolarmente felici, sono felice. Ecco Baldini. Sì. Lei dice felice. Sì. Ma perché? Perché lei non specifica? Per felice intende l'aggettivo che esprime contentezza. Contentezza d'animo, io sono felice. Ho il nome proprio, Felice Gimondi, Felice Caccamo. Che c'entra? Scusa. Perché? Perché rimane così vago? Professore, non mi sembra di essere vago. Lei è vago? No. Vago, Baldini, lei è vago, una famiglia di vaghi. No. Vago lei, vago la sua fidanzata, vagina la sua nipote. No, professore, che dice? Le ho detto semplicemente sono felice, adesso scusi. Lei è felice, è qui. Casca l'asino, professore. Dove, scusi, professore? Qui! Visto, non la sapeva questa? No. Gliel'abbiamo fatta sorpresa per lei. Ma cosa le avevo detto? Bisogna fare attenzione a quello che si dice. Ma io ho detto felice. Felice è una parola pericolosa. Baldini è contro la parità dei sessi. Una donna può dire io sono felice, mentre felice non può dire io sono una donna. Ma ci sorprende sempre, professore. Lei è veramente, cioè non ho parole, guardi, lei è veramente colto. Lei dice colto, ma colto nel senso di persona istruita o colto come participio del verbo cogliere, tipo cogliere un fiore. No. Si fa presto a dire fiore. No, fiore mi sembra una parola come tante, professore. Una parola come tante? Sì, fiore, cioè che devo... Lei sa, Baldini, che per fare un fiore ci vuole un ramo, per fare il ramo ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il bosco, per fare il bosco ci vuole il monte, per fare il monte ci vuole la terra, per fare la terra ci vuole un fiore. Professore, grazie, anche oggi ci ha dato una grande lezione. Sono io che ringrazio voi. Da tempo speravo che mi dareste questa possibilità. Cosa c'è? Sbagliato. Cosa si dice che mi deste. Io che ho detto? Che mi dareste. No, oggi no, non si adombri, professore, che ci abbiamo ospiti di riguardo, per favore, no? Non decolli oggi, niente. Rulla, niente. Sta già rullando i motori. No, non si disperi. Può succedere, chiunque. Niente, sta già partendo. Sta decollando. È partito. Volo radente, eccolo. È ridecollato verso l'alto. Ci ha fatto il pelo, abbassato. Ecco, questa è una serie di peli. Grazie al professore Eco, abbattetelo. Rieccoci. Allora mettiamo subito una canzone seria adesso, anche quella prima è una canzone seria, una canzone diciamo più autorale, più cantautorale. Anche questa è una nostra scoperta che stiamo lanciando. Io invito Lucio Dalla, che sta seguendo dalla macchina, ormai è quasi qui, di sentire queste nostre proposte. Sai, lui produce anche giovani talenti quando certo. Allora si chiama Guido L, è una canzone bellissima, si intitola Ogni Istante. Sentiamo, l'inciso è meraviglioso secondo me. Guido L. Vedo cose che non ho accanto, luoghi dove non si può arrivare, angoli nascosti da ogni sguardo, lontano da ogni modo di pensare. Vedo in aria nuvole, sfuma già l'immagine, il cielo si confonde con la terra. Ogni istante, ogni
in inversione a Senti, U, la diciamo questa novità? La diciamo? diciamo. Allora, tra non molto, forse da gennaio, non lo sappiamo, Via Radio 2 comincerà ci sarà una classifica, una hit parade delle canzoni, però solo delle canzoni mandate qui da Viva Radio 2. E non sarà fatta da noi. Sarà fatta da due disc-jockey, uno si chiama DJ Baldo e l'altro si chiama Power Flower. Questa classifica... Sono due che purtroppo si chiama così. non parlano come noi. No. Ehi, ragazzi, ok! Però sarà una classifica che andrà in onda la domenica mattina, ancora non sappiamo, alle 11 del mattino, con poi daremo un numero di SMS dove potete votare, si può votare, canzone, certo. E ogni settimana ci saranno tutte le canzoni, salgono, scendono, però solo canzoni inedite che mandiamo noi. Certo, mica quella di Dalla, lui è edito. No, vabbè, lui ormai è già edito, edito. ormai. Però devo dire che Dalla ha fatto sta raccolta meravigliosa che io ho a casa, con la copertina di Milo Manara, dove ci sono, cioè io non ho idea, ci sono le sue canzoni più belle. Guarda, addirittura Milo Manara, ma Dalla, grazie a Dio, è vestito in questa copertina. Lui solitamente, sai. Guarda, Caruso, Attenti al lupo, canzone, Tu non basti mai, Ciao, non vergognarsi mai, Apriti cuore, Liberi, Don't touch me, Enna, Le rondine, Siciliano, Ayrton, Stella, Sotto casa, Anne e Marco, Balla balla ballerino, Futura, Stella di Mare, L'anno che verrà, Il parco della luna, Milano, Milano, che era bella. Milano, cara, che era bella. Poi c'era La sera dei miracoli, Mambo era una cosa pazzesca. Se io fossi un angelo, io feci una versione, se io sarei prima di fare le scuole, certo. Amen, felicità, L'ultima luna, Come profondo il mare, Disperato erotico stomp. Aspetta, tu sai che c'è una leggenda, no? Qual è? Quando Lucio Dalla, anche se ora non è qua, sente Disperato erotico stomp, cosa fa? Durante la musica, noi facciamo la musica senza cantarla, lui si materializza improvvisamente. Guarda, partono con la musica. 1, 2, 3, A sceppicare tutti i Eccolo! È arrivato! Si è materializzato Lucio Dalla. Il richiamo della foresta. Devo dire una cosa, che sorprendentemente bravissimi musici. Tu bene, ma loro bravissimi. Io bene, ma loro tu bene. E allora scusa, e allora ti voglio scioccare, perché tu ti abbiamo presentato così, ti sei materializzato. Sì. Ma Lucio Dalla va presentato in altra maniera. Va bene, sentiamo allora. Sì. Era Lucio, questo. Sentiamo subito. Aspetta un attimo. Ciao Lucio, sono Gianni. Beh, ma ci vediamo dopo. Sì, dopo. Allora io dico solo, questo è un pezzo dell'orchestra, è un regalo che vogliamo fare a Lucio Dalla, un regalo proprio. Prepara il CD che poi glielo regaliamo, quindi non la toppate, ragazzi, va detto che siete bravi. Ladies and gentlemen, signore e signori, aspetta un attimo. Sta minchia di ti. Damen und Herren. Mr. Lucio Dalla. 1, 2, 3, 4.
una versione musicale strumentale di Balla Balla Ballerina. Senza parole. La gente non ha visto, ma mi hanno dovuto tenere fermo. È vero. Sì, l'hanno Ero legato. sul tavolo a ballare questo groove incredibile. Tra l'altro ero anche sbalordito a vedere Fiorello che dirigeva l'orchestra. No, non dirigeva. No, andava a caso. Dirigeva lui. l'orchestra con il maestro Savina, te lo ricordi? Maestro Savina che Che Armando? Sì, Armando. prese anche un braccio nella direzione aerea. Ma davvero? Pum, gli volò via un braccio. Ma non stai scherzando, una no, battuta? ma è una cosa comune anche, Claudia Bada, tutti i grandi Ah direttori. sì, gli parte il braccio. O la bacchetta o il Ho la bacchetta del tu scrivi opere, hai scritto opere, si può dire? Sì, ogni sì, tanto, sì. in primavera. Tu hai scritto, qual era lo spettacolo? Hai fatto la Ida, cos'era la Ida? No, la Ida l'hai fatta tu. No, cos'era? La Tosca, scusa. Sì. Chiedo scusa. La Ida. La gaffa, sai, tra donne, Ida, Tosca. Sì, certo. La Ida era Jespica, era Sì, un'altra sì, cosa. La Butterfly parlavamo, no? Sì, no, lui ha fatto la Tosca. No, spettacolo teatrale. C'era, come si chiama, la cantante bravissima di Catania. Rosalia. Rosalia Siciliana, Messeri. Rosalia Messeri, bravissima. Perché Lucio quando parte, certo. quando gli va, Bibi lo dice, Bibi Ballandi, il nostro amico comune. E ben. E Lucio è un artista. Quando lui c'ha la vena scrive. E tutti dietro ora Pronobis. Sì, tutti dietro. Io mi scuso del ritardo, voglio dire, il traffico lo sai, però in Ma ci hai realtà... sentito? Ho sentito, sì. Hai sentito per caso anche il turco? Ho sentito il turco e lì ho tamponato. Ah sì? Erdogan. Lucio, questo possiamo dire che questo CD che si è un intitola... capolavoro anche grafico. Sì, grafico, Milo bellissimo. Manara si è scatenato qua, si è scatenato. C'è la luna disegnata, c'è la luna in mezzo mare, mamma mia, dimmi te una canzone senza luna e una canzone senza musica. Tu quante canzoni hai fatto con la parola luna, se dovessimo veramente... La maggior parte delle canzoni che ho scritto, le parole nominate sono mare, primo, secondo luna, come profondo il mare, terzo, la settima stelle, luna, stella di mare, stella di mare, e quarto elemento il cane. Non ho capito perché, però in molte canzoni si dice il cane. E quale cane? Qual è? Per esempio La sera dei miracoli, la notte che i cani parlano tra di loro. Esatto. Eravamo 4 cani al bar, me lo ricordo. Il cane glielo avevo dato in quel momento a Paoli, però in realtà veramente è uno degli elementi che ricorre anche il cane. È vero. Senti, caro, qual era l'altra? Caro amico ti scrivo? Cane ti scrivo? No, non c'era. No, caro amico ti scrivo. Senti, io vorrei farti la domanda, sai, la tua... Vabbè, che te la faccio fare? È impossibile rispondere. Scrivimi allora. Ti scrivo. E se non è più forte ti scrivo. Se tu mi capisci. No, volevo chiederti la tua canzone preferita. Non c'è. E infatti. Guarda, me lo stanno chiedendo in molti. Qual è la tua canzone preferita? Io dico è impossibile. Io lo so come però. Questa Balla Balla Barboncino. No, la sua preferita secondo me è Mambo. Mambo? Perché lui non la fa mai. Perché... No, devo dire, Mambo è una delle canzoni che mi piace. È bellissima. Però bella. forse Futura. Futura, esatto, lo stavo per dire. Non lo so. Cosa hai detto, scusa? Casualmente, Lucio, ti prego, nel mio curriculum ho ballato con Carla Fracci, ho duettato con Dustin Hoffman, che ti posso dire? Ti ricordi che io avevo lanciato l'idea che con Dustin Hoffman dovevi fare Shakespeare? Ti ricordi come ti dissi? Sì. Fai Shakespeare recitate qualcosa di Shakespeare. Shakespeare, non avevo capito, dicevo sex. No, perché tu c'hai l'S bolognese. un po' dialetto, dai. Perché tu sei detto minchia. Esatto. No, perché lui è di Bologna, no? Allora i bolognesi fanno Shakespeare. Ho sentito Dark Bologna, molto bella. Insomma, è un atto d'amore? È un atto d'amore. E soprattto è un atto d'amore. Per la tua... Sai che i bolognesi chiudono tutte le iniziali, per esempio. Ciao Gino, ciao. C'era la Citti, stavamo bene. Esatto. Senti, com'è che ha detto quel tuo amico bolognese che l'hanno menato gli skinheads non so dove? Dov'è che era? Posto tranquillo. Dov'era? A Londra? Ah sì. Com'era? Il mio amico bolognese è uno degli autori più grandi. Tullio Tullio Ferro ha scritto Vita spericolata, Tu non mi basti mai, Washington, Ciao, liberi. A un certo punto, scusate, era a Londra, c'erano degli skinhead che lo stavano per menare. Allora lui gli disse al più piccolo, che aveva 9-10 anni, cioè non correva il rischio, però lo guardò negli occhi e gli ha detto But do you supposed to be? Che vorrebbe dire chi credi di essere. Con l'accento bolognese. But do you supposed to be? Scioccia, e allora? Ciao Tullio, se senti. Ciao Tullio, ciao. Scritto niente. Hai capito? Ho ballato con Carla Fracci io, quindi nel mio curriculum vorrei
ha cantato Futura con Duccio Dalla. Io la prima parte e tu quella più difficile, la seconda. È lunga? No. È scritta te, che ne so io. No, ma nella tua testa, voglio dire, deve essere lunga. No. Facciamo fino a... Tu parti... Quando... Tu fai, io dico i russi, gli americani, che ci tengo. Anzi, io volevo rendere omaggio a un grande americano. Scott Nison, che tu mi hai detto che ha venduto tutto quanto. Adesso e credo che dopo aver visto il tuo programma ricompra tutte e torna in America. No, bellissimo. Adesso grande onore a lui e adesso ne onore. parliamo. Adesso ne parliamo, però vorremmo dedicargli questa canzone perché lui ha fatto una cosa grandissima e vorrei che quando la racconterò che i radioascoltatori capissero bene, quindi voglio dire proprio piano spiegarlo. C'hai un brillantino qua sul mento. No, dici sputacchi o dici no, questi qua sul dente? No, i brillantini del tavolo, questi qua. Ah sì, questi però ce l'ho anche sul dente. Gente. Ah sì? Sì, diamantino. Ma dai, visto c'è un diamante sul dente. A proposito di Ardocan Sandokan, vedi? anch'io traffico con i diamanti, vedi, guarda. È fantastico. È una nuova moda. Possiamo cominciare? Prego. Tu vuoi fare i russi, ok? Vai. Tonalità è una svizzera. Chissà domani su che cosa metteremo le mani. Si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seria. Rimani. I russi non lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse un sogno, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani? Nascerà, non avrà paura, nostro figlio. Ma tu canti benissimo, questa mi piace. E chissà come sarà lei domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella, e se una femmina si chiamerà Angelica. Il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Di tutto il mondo sembra fatto di vetro, sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio. Vai! Muoviti più in fretta, di più, benedetta, più su, nel silenzio tra le nuvole, più su, che si arriva alla luna. Sì, la luna, ma non è bella come te questa luna, è una sottana americana, allora su, e mettendoci di fianco, più su, guida tu che sono stanco, più su. E mezzo a razza un battitore più su, son sicuro che c'è il sole è un cappello di ghiaccio, questo sole è una catena di ferro senza amore, 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 amore. Grazie, va bene. Fammi un CD. Bello. No, bravissimo. Adesso a parte tutte le ruffianate che si possono dire, bravo, no? Veramente bravissimo. Grazie, lo sai che da te, insomma. No, io te lo dico da sempre, tu canti proprio bene. Cioè ha la faccia proprio di quello che si dice uno
Canti proprio bene. Va No, bene, grazie Lucio. Questa canzone, non quella che abbiamo cantato io e Lucio, la potrete trovare nel CD che si intitola... Ecco, questa non c'è. No, cosa? No, questa cantata insieme da... No, questa però la mia è una battuta per rendere alto il tono del divertimento. C'è, che fa scherzi, non c'è futuro. Ma scherziamo, abbiamo una piccola radiopromozione. Sì. E dopo, se mi consenti, Lucio, io ti voglio presentare Scott Nison. Assolutamente. Ok? Radiopromozione. Thank you very much. La signorina della promozione Fiat. Buongiorno a tutti. Allora, lei sa che adesso chi acquista una Fiat Euro 4 ha gli eco-incentivi del governo, più tutti i vantaggi degli eco-incentivi Fiat. Lei che è così brava, provi a dirmelo come se fosse Shakespeare. Passa ad una Fiat Euro 4 fino a 3.500 euro per il tuo usato che vale 0, più 5 anni di garanzia e fino a 3 anni di bollo gratis. Ah no, provi a dire Euro 4 o non Euro 4. Questo è il problema. Ma affrettati, l'offerta per gli eco-incentivi Fiat è valida fino al 30/11/06. Decreto legge 262 del 3/10/06. Ma altro che Shakespeare, è Frankenstein. Eccoci di nuovo. No, arriva lui. Gianni. Allora. Gianni Morandi. Stai spaccando tutto. Spacco tutto. Ma sta picchiando il nostro regista, Marco Lolli. Ciao. Ciao Gianni. Sono il bastardo di Monghidoro. No, come state? Sono l'incubo di Monghidoro. Ogni tanto canta. Sai, io parto a cantare mentre parlo. Sai che ieri ho fatto un salto a Roma? Sì? Sai cosa ho fatto? No. Sono andato a casa dei genitori di Vladimir Luxuria e io ho cantato. C'era un ragazzo. No, dai, ma la cattiveria. Ma chi ti ha detto di fare ste cose, Gianni? Non si fanno. Me l'ha detto Diego Cusa. Vabbè, allora scusami. Diego Cusa è il mio idolo, sai? Ho capito, però insomma, sono finiti in cui Gianni era l'eterno ragazzo, adesso sono una carogna. Ah sì, Sai che ho fatto? L'altro giorno sono andato in una scuola elementare e poi ho firmato tutti gli autografi con l'inchiostro simpatico. Ma dai, è una cattiveria, i bambini, dai. La ruspa ce l'ho, è il Colosseo che mi manca. C'è meno male, scusami. Senti, adesso se senti questa ti ribalti. Sì. Eravamo io e Cusia, non te lo devo dire piano. Dillo A un certo piano, punto abbiamo... sono andato in piazza San Pietro. Sì. Sai cosa ho fatto? Qui a Roma, che ha fatto? Ho tirato una moto. Dove? In mezzo alla piazza. No. E poi con Cugia ci siamo messi a cantare. Non facciamoci prendere dal Papa. No! Allora, Gianni, ma abbi un po' di riguardo, lo sai che qui da noi c'è quest'ospite prestigiosissimo, Lucio Dalla. E chi se ne frega? Cale. Dai. Il clarinetto di Dalla ce l'ho, sì. È un cesso da sturare che mi manca. Ma non è Sono cattivo. Non te la prendere, Lucio, Non te la prendere, me l'ha detto Cugia. Sai che lui che. Pensa che sono così carogna che mia madre ha strappato tutte le mie foto. tua madre? Sì, ieri notte sono andato, pensa, vicino all'aeroporto di Fiumicino. Ero sempre io e Cugia. Penso, ho messo 200 fiaccole in fila sull'autostrada. E ho fatto atterrare gli aerei sul grande raccordo. Scusa, c'è una telefonata. Sentiamo chi è. Pronto? Sei tu, Diego? È Cugia. Hai fissato per sabato prossimo? Cosa? Sì, ce l'ho, certo, ce l'ho. Che? Ma sarà sufficiente? Che? Ma non facciamolo sapere a Bus. Se scopre che abbiamo l'atomica rompe i coglioni, lo sai? Vabbè. Gianni Morandi. Grazie. Allora signori, ci siamo. Caro Lucio, voglio presentarti a te, agli italiani che ascoltano la radio in questo momento e al pubblico presente in sala chi è il personaggio che il pubblico in sala può vedere in prima fila. Allora io leggo così se voglio essere preciso. Allora, Scott Nison, famosissimo Hollywood, presidente esecutivo della 20th Century Fox e Sony Pictures. Nel 2003, abbandonando i suoi privilegi e la mondanità di Hollywood, ha scelto di lavorare per il futuro
di migliaia di bimbi cambogiani, fondando il Cambodian Children Fund, che oggi è un importante ONG. È il festival, praticamente qui si parla del festival, vediamo dov'è, aiutatemi, perché oggi devo andare a un festival del cinema che non ho scritto qui. Ecco, dove, sì? Saturno. Ah, Saturno, ecco, scusate, non era scritto qua. Saturno Film Festival ad Alatri. Ad Alatri, ecco. Ah, eccolo qua, vedete? Prevista, ecco. Una serata di solidarietà, quindi a sostegno di questa sua fondazione in questo festival internazionale. Quindi praticamente, in poche parole, lui ha venduto tutto quello che aveva, ha abbandonato tutte le sue comodità che potevano esserci in un posto come Hollywood, e anziché di fare serate di mondane così, ha deciso di aiutare chi soffre. Però questo è un tipo di... Oggi si fa presto a dire beneficenza, no? Facciamo una beneficenza, sì, uno va lì, fa uno spettacolo, poi rimani a casa tua, però, capito? No, lui si è proprio spogliato di quello che aveva, adesso si occupa solo di quello. Io penso che per questo meriti non l'applauso, ma una cosa... Scott, intanto benvenuto. Thank you. Io vorrei che fosse direttamente Scott a dirci quello che fa, perché pensate, io ho visto delle fotografie, mi hanno fatto vedere prima delle fotografie incredibili di bambini in condizioni, anche la signora faccia vedere anche qui al pubblico come vengono trovati questi bambini e poi come diventano dopo che Scott li ha presi, li ha curati, perché lui costruisce centri, scuole. Guardate quelle foto, ecco, voi purtroppo in radio non le potete vedere, però immaginate questi bambini in mezzo a una montagna di rifiuti. È una cosa drammatica solo, e quindi Scott non è rimasto insensibile a queste immagini. Ecco, abbiamo del materiale fotografico, guardate ora, questa è una bambina, guardate com'era prima, la foto di destra, poi oggi Scott, prego. A lot of people seem to think that moving from Hollywood to a third world garbage dump was a natural transition. È stata una naturale transizione quella di passare da Hollywood a queste immondiziai. Essentially, most of the kids that I care for come from the garbage dump in Phnom Penh. Perché vivono tutti in questo immondiziaio. Yeah, they've been abandoned there by their parents, orphaned there. Anyone who essentially has nothing goes there. Kids sort of 3 through 15, 16 years old. Dai 3-4 ai 15-16 anni vengono abbandonati dai genitori e si ritrovano lì a raccattare immondizia per rivenderla. Ma non solo quello, ci sono anche degli abusi terribili che vengono commessi anche su questi bambini. Yeah, unfortunately Cambodia has got one of the highest rates of child prostitution in the world. Ha uno dei più alti tassi di prostituzione minorile del mondo, la Cambogia. Yeah. And it's made worse by the fact that the children at the garbage dump, of course, have got no recourse. If they go missing, no one knows about it, and no one really reacts. E la cosa incredibile è che se vengono a mancare dei bambini in questi posti non si ritrovano, non si sa, non vengono cercati. Certo che vengano abbandonati. Cosa hai fatto fino ad oggi? Cosa hai costruito dal 2003 fino ad oggi? Well, I've opened so far 2 facilities. There's a third one underway. There's approximately 230 children in direct care living at the facilities. We take care of another 200 to 300 who are currently living there still. We're trying to get capacity to build another facility. Ok, abbiamo aperto 2 orfanotrofi finora, se ne stiamo cercando di aprire una terza e abbiamo preso 250 bambini e li educhiamo a un futuro. Quindi non solo strappati alla povertà, ma c'è anche ci sono le scuole. Yeah, the facility has everything a child would want. It has an education system, teaches 2 languages, sometimes 3. We have computer training, vocational training from a bakery, hairdressing, the works, and a very strong dance cultural program.
C'è un sistema scolastico vero e proprio, imparano l'inglese, imparano la lingua del posto, ci sono scuole di danza, per loro la danza è molto importante, e in genere anche proprio educazione mirata, nel senso anche scuola di estetista man mano che crescono, oppure per ristorazione. Most kids come from the high risk category of children, so is most likely to be sold because of their education without any real family or coming from a domestic abuse type family. In genere dobbiamo fare una difficile scelta di quali bambini prendere. Cerchiamo di scegliere quelli più disavvantaggiati, diciamo, quelli con maggiori problemi, per cui quelli che rischiano di essere venduti dai genitori, quelli che sono sottoposti appunto alla prostituzione. Okay. Senti, noi come la nostra è una radio, la radio arriva molto lontano, entra nelle macchine delle persone che in questo momento stanno guidando, entra nelle case, ovunque, e noi sappiamo con Baldini che i nostri radioascoltatori in particolare sono molto attenti. Noi adesso faremo una cosa semplicissima, daremo un sito, no? Daremo un sito così chi di voi volesse aiutare, perché Scott va bene che ci ha messo tanto del suo, però ha sicuramente bisogno di tutti noi, quindi meglio di Viva Radio 2 cosa ci può essere per questa per diffondere. Allora diamo subito in italiano e in inglese. Allora diamo subito il sito. Diamo il sito così chiaro, limpido, attenzione. Ci avete scritto voi? Ci abbiamo scritto noi. Ma io ho migliaia di fogli. Comunque, il vero sito è www.cambodianchildrenfound.org. Però ce n'è un altro ancora, quello puoi leggerlo tu? Sì. www.cambodiankids.org, kids con la K, perché io tutto minuscolo. Io parlo sempre come se parlassi a me stesso, io sento kids, lo scrivo CHI, e allora quindi www.cambodiankids.org. Posso essere d'aiuto? Certo. In ogni caso basta digitare anche così liberamente su internet Scott Nason Cambodian e vi ritroverete ad andare sullo stesso sito dei bambini e troverete tutto in italiano e in inglese. Certo, è sempre in continua lavorazione, in continuo aggiornamento, qualche volta sbagliamo, siamo tutti volontari. Comunque basta con 20 euro sfamare un bambino. Allora amici di Viva Radio 2 che ascoltate Viva Radio 2, mi raccomando, diamo una mano a questo grande personaggio. Cambodian è scritto con la D, giusto per Cambodian con la D per essere perfetti. Io saluterei Scott Nason, grazie per essere stato, ma rimani qua con noi fino alla fine, rimani qua con noi, che grande persona Scott Nason. Lucio, Scott Nason, abbiamo la pubblicità e dopo torniamo. Vai, torniamo dopo. Lunedì revisione, martedì controllare pneumatici. 4 Ruote ti offre la prima esclusiva agenda 4 Ruote 2007 con grandi appuntamenti, scadenze auto, informazioni utili. L'agenda imperdibile dei 50 anni di 4 Ruote a solo 4,80 euro in più e in regalo il libretto rosso assicurazioni. Che succede qua? Qua, da Conad, la qualità sempre. E da oggi il 40% di sconto su 40 prodotti Conad. Fino all'11 novembre. Solo qua. Questo è Conad! È una radiosa giornata nel pieno del boom economico. I furgoni Volkswagen guidano i trasporti. Vuoi guidare la ripresa oggi? Scopri il nuovo Crafter, il più grande veicolo commerciale Volkswagen di tutti i tempi. Motori Euro 4 con filtro antiparticolato, ESP di serie, finanziamento a tasso zero con 2 anni aggiuntivi di garanzia gratuita lifetime, oppure supervalutazione usato. Nuovo Volkswagen Crafter, oltre la potenza. Presso i concessionari Volkswagen veicoli commerciali. Info 800 400 300. Una fonte certa ha svelato che Acqualete aiuta la digestione e favorisce la diuresi. Nemmeno una parola sul sodio che commenta. Sono poco ma ci sono. Acqualete, l'effervescente naturale del benessere. Tante virtù, poco sodio. Dottor Arcangeli, cosa significa comodità per i nostri piedi? Una calzatura
che dia la meravigliosa sensazione di camminare come a piedi nudi sull'erba. In poche parole, camminare in una Valle Verde. Da oltre 30 anni Valle Verde realizza le sue calzature con approfonditi studi sullo stile e sull'anatomia del piede. Oggi Valle Verde è una vera e propria filosofia del camminare comodi. Con Valle Verde scoprirete che camminare bene aiuta a vivere meglio. Eccoci. Allora volevamo ricordare, sento un po' di rimbombo, eccolo qua. Volevamo ricordare quindi la serata di solidarietà per Scott Neeson al sostegno di Cambodian Children Fund il 4 novembre, quindi prevista all'interno del Saturno, sabato prossimo, quindi all'interno del Saturno International Film Festival che si svolge ad Alatri, provincia di Frosinone. Ci sono anche, ho visto, attori famosi, Silvio Orlando, Daniele Liotti, Tosca D'Aquino, Ennio Fantastichini, insomma un sacco di gente, tutti per aiutare questi bambini che, come abbiamo sentito dalla stessa voce di Scott Neeson, hanno veramente tanto bisogno di noi. Sì. Allora, Lucio, io ti ho chiesto di una canzone, ora non so se... Dai, io sono qua, no, innanzitutto io mi rimango colpito e ammirato anche dalla storia del nostro ospite, ma della possibilità appunto che tu hai di tradurre quello che lui ha nelle intenzioni, e invito la gente a partecipare, perché il bello del programma è che è aperto anche in questo senso. Si ride, si scherza, ma si fa fare qualcosa, si fa. Certo. Per quello che riguarda la canzone, fai te. Allora Lucio, facciamo una cosa, io avrei 53 pezzi, 53 pezzi, ragazzi. Io farei scegliere al pubblico, dai. Non so. Tutti Caruso, ma tu lo sai che io vado in un albergo a Napoli, dove vai anche tu, che appena telefono per dire guarda che c'è qualcosa che non va, sento Caruso. Per cui quella è stata una cosa bella, all'inizio diventa l'inferno. Certo, basta. No, facciamo. Già, basta. Pensa, questa è la suoneria del mio telefonino. Infatti è così. Non ne può più Lucio. La settima luna era quella del Luna Park. Lo si riesce a girare dalla giostra al bar, mentre l'angelo di Dio bestemmiava facendo sforzi di petto, grandi muscoli e poca carne, povero angelo benedetto. Sesta luna era quella di un disgraziato che maledetto il giorno che era nato, ma rideva sempre con le mani sporche di lenzuola, con le mani sporche di carbone. E che faceva poi? Toccava il culo una signora e toccava e rideva, sembrava lui il padrone. Ma quinta luna fece paura a tutti, era la testa di un signore e con la morte vicino giocava, sai che ho sbagliato, era pelato ed elegante, né giovane né vecchio, forse malato, sicuramente era malato perché perdeva sangue da un senti che swing che la quarta luna era una fila di prigionieri che camminando seguivano le rotaie del treno. Vai. No, com'era? Avevano i piedi insanguinati e le mani senza guanti, ma non preoccupatevi, il cielo è sereno, non ce ne sono più di tanti. Che senti che swing. Ma che bravi. Ma se io ti dicessi mortacci su, non tua, di chi li sistema i fogli. Se io ti dicessi vai. Anna come sono tante, Anna però lo sa,
Anna bello sguardo. Guarda che ogni giorno perde. Ma cosa dici? Questa. Hai fatto una. La cantata in ungherese. Era questa. Guarda come sono tante. È una permalosa. Anna bello sguardo. Anna che ogni giorno perde qualcosa. Se chiudi gli occhi lei lo sa. Stella di periferia. Anna con le amiche. Anna che vorrebbe andar via. Marco grosse scarpe e poca carne, Marco cuore in allarme, con sua madre e una sorella, poca vita, sempre quella, se chiudi gli occhi lui lo sa, lupo di periferia, Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. Il cielo un miliardo, quante stelle nei flipper sono più di 1 miliardo. Marco dentro a un bar, chissà, non sa cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova un amore, si può andare in città. Bravissimo. Che bello. Io mi chiedo invece come facesse Lucio quando gli venivano in mente queste canzoni qua, come ti venivano in mente? È la classica botta, è il fattore C. No, ma no, che veramente. Va. Perché no? Stai in una serata particolare. Poi fra l'altro questa è una storia vera. Io andavo a giocare a flipper in questo bar di periferia e c'erano proprio era l'epoca del Saturday Night Fever. Dalle balere si passava alle discoteche, allora poi improvvisamente questo bar di anziani si animò di giovani e scoppiò la febbre del sabato sera, quindi è la storia di due di loro, veri. Esistiti. Lui guardava e poi trasponeva questo. Allora sai, bisogna vivere per scrivere. Non ce l'hai il clarino, vero? Guarda, peccato. adesso sto non ce l'ho, dai. Scusa Lucio, noi abbiamo un collegamento. Tu sei credente? Sì. Credi molto? Credo molto. Vai in chiesa, frequenti o... Frequento. Poco praticante, ma molto credente. No, non è che praticante. Bene. Lo faccio con grande fatica, devo dire, perché non è un gran divertimento. Però lo faccio. Lo fai. Hai fede, insomma. C'ho fede nella vita, c'ho fede in Dio. Credo che sia una cosa che magari non crea grande consenso. Detta così, così, però è una cosa che ci tengo a dire, credo nella vita. Crede nella vita un po' come le fede. Noi adesso perché sì, ci abbiamo una linea diretta con il Vaticano. Noi siamo col Vaticano, siamo ammanicatissimi. Molto ammanicati. Adesso conosciamo padre Gheorghe, che è il segretario del Lo conosci padre Gheorghe? Esatto, lo sentiamo, no? Sentiamo anche perché il turco prima non è stato molto convincente. Chiediamo a lui come sta roba del... Sì, buongiorno. Buongiorno. Padre Gheorghe. Buongiorno. Sì, è Radio 2. Buongiorno. Sì, il 3, anche a buongiorno. lei. E 4. Cosa ci dice del mancato incontro fra il primo ministro turco e Sua Santità? Primo ministro turco? Sì, guardi che è su tutti i giornali. Davvero? Sì. Ma dai. Sì, padre Gheorghe. Sull'Osservatore Romano non c'era, Guardi, c'era scritto anche lì, sicuro. Non l'ho letto. Sarà perché guardo solo la pagina dello sport, ma... sarà per quello, forse. Ma quando dovremo andare in Turchia? A fine mese, come quando? Io non posso. Come non può? Ho già prenotato a Sharm el Sheikh. Ma come? Padre, come a Sharm el Sheikh? Cosa va a fare? Vado a fare delle immersioni. Guardi che il viaggio in Turchia è più importante delle immersioni, insomma. Delle immersioni sì, ma non del campionato di sci nautico del Mar Rosso. Lei fa pure sci nautico adesso? Certo. Noi lo facciamo molto bene, ma senza motoscafo. Ma come fate senza motoscafo? Noi siamo abituati, insomma, a camminare sull'acqua. Certo, una cosa facile. Certo. Facile. Camminate sull'acqua e sciate sull'acqua. Insomma, sa qual è la cosa difficile? C'è una cosa difficile, qual è? Trovare il mare in discesa. Certo, per andare con gli sci, certo. Sai che sul Mar Rosso facciamo anche maratona? Sull'acqua? Sull'acqua? No, questa volta no.
facciamo aprire il Mar Rosso acqua e poi il Mar Rosso, cioè. certo, facciamo in mezzo. Scusi, ma mi levi una curiosità, cosa dirà adesso al Papa per non andare in Turchia? Qualcosa Gli dirò che ho appena smesso di fumare, che non posso andare in Turchia per non cadere in tentazione, diciamo. Ah, perché lei ha smesso di fumare? Adesso a lei glielo posso dire, io fumo di nascosto nei bagni del Vaticano. Ah, va bene. Scusi, ma il Papa non se ne accorge? No, ogni volta prima di parlare col Papa mastico una gomma. Una gomma? Sì. Quale? Sai quale? Lo dica. La gomma del pontefice. Certo. Grazie. Va bene. E con questo abbiamo chiuso. La cosa che c'è Scott ride, non so perché gli viene tradotto tutto, vorrei sapere come è tradotto la gomma del pontefice. come la chewing gum of the Pope. Com'è, vediamo, the chewing gum of the Pope. Come l'hai tradotta? No, non ho potuto tradurla. Alcune cose non si possono tradurre. Tu stai adattando. Adattando, diciamo. Esatto. Lei è la sorella di Joe Ciampa. Ciao. Veramente? Sì. Allora me la saluti, Joe, io sono amico. Certo. Vedi che Joe Ciampa anche da Los Angeles si sta interessando a questa iniziativa e quindi. Però poteva andare in qualche programma televisivo, non andrete in Italia? Sai? Lui in questo momento ha poco tempo, doveva andare per prima cosa dagli studenti al festival, Saturno Film Festival dall'altri, poi abbiamo la serata di gala a Fiuggi al Grand Hotel sabato e lì ci sono tutti gli studenti che lo stanno aspettando e tutti gli studenti che sono lì hanno promesso, stanno ascoltando, li stanno ascoltando. Ciao! Eccoci! Facciamo un grande saluto. E lasceranno, ci sono delle urne in cui questi studenti, dopo aver visto il film al festival, hanno visto anche abbiamo dato un filmato da vedere e lasceranno i loro soldini nelle urne per Scott, sì, ognuno quello che può. Guarda, stai sicura che avrete veramente manifestazione d'affetto dai radioascoltatori di Viva Radio 2, non solo Viva Radio 2, ma anche tutta Radio 2, perché poi quindi ancora un applauso a voi, a questa grandissima iniziativa. Abbiamo un momento della trasmissione dedicato a come eravamo. C'è là un riascolto. Michele da Napoli. Michele! Ci sei? Michele non Michele. Un attimo che eccolo, no. Michele? Ci sei? Un secondo. Michele da Napoli. Lo so. Io non so come fanno gli altri programmi. Pronto? Sei già lì, è vero, Michele? Pronto? Come stai? Pronto, tutto bene? Tutto bene? Sì, noi ti sentiamo poco strano però, Mi senti un poco strano? Come va? Tutto a posto. Radio Kiss Kiss, tutto bene? Tutto bene, Radio Kiss Kiss. Pippo Pelo? Cosa? È uno dei DJ di Pippo Radio Pelo Kiss è uno dei DJ di Radio Kiss Kiss. Tra l'altro è un fan di Lucio Dalla, Pippo Pelo, capito? Senti, dimmi. Senti una cosa, ti devo chiedere un favore. È a disposizione. Allora, dovresti dire a tutte le ragazze di Napoli, se loro non è di troppo disturbo, se cortesemente possono darla un po' più facilmente. Ma che una cosa da niente, un secondo fa eravamo col Vaticano. Infatti. Con queste cose posso parlare, diciamo. Sì, no, infatti, senti, cosa richiedevi? Allora, io ho richiesto sai perché? Sai perché, sì. Con Pippo Baudo con te. Ho capito, però non dire, aspetta che lo stanno cercando nel computer, non dire altro perché sennò sveliamo. No, perché sennò ci arrestano. Noi vogliamo fare, cogliere l'occasione per fare invece un augurio a Napoli, una città napoletani che sta attraversando un periodo non felice. Esatto. Perché la criminalità sta prendendo un po' il sopravvento e Napoli questo non se lo merita. No, Napoli e i napoletani onesti non se lo meritano. Quindi forza clima, Napoli, è il caso di dire veramente forza Napoli, forza Napoli. Va benissimo. Grazie. Ciao, grazie, ti facciamo sentire il pezzo, vai. Ehi, ciao ragazzi, ciao Pippo, sono quello di Sai Perché. Quando tu non sai una cosa o hai un dubbio ci sono io, quello che ti dice e ti dissipa tutti i tuoi dubbi, qualsiasi cosa, lascia stare Pippo, non guardare il foglio. No, non lo guardo. Guarda me. Ehi, sai perché non occorre che piova perché il governo sia ladro? Ehi, l'hanno detto. Ehi, ma sai perché?
Sai perché? Ehi, sai perché molto probabilmente la moglie di Rocco Siffredi non è una persona gelosa? Ehi, non lo sai? Adesso lo sai perché ci sono io di Sai perché? A proposito, Pippo, sai perché? No. Meno male, perché ci sono io e te lo dico io il perché. Sai perché le emorroidi non si curano con le supposte? Non lo sapevi? Ah, dovresti saperlo, Pippo. Claudio stava morendo. Io non so come tu sia messo da quelle parti, ma... Sono parti intime, non bisogna svelarle. Siamo molto pesanti oggi. Ehi, sai perché il ginecologo di Cicciolino è uno speleologo? Questo sì, questo lo so. Questa è bella, puoi ripeterla, Devi ripeterla. Sì, magari su Rai 1 alle 20:40. Benissimo, allora, sai perché il ginecologo di Cicciolina è uno speleologo? No. Però si intuisce. Grazie Pippo Baudo, ci aprirà il Festival di Sanremo con questa battuta in prima serata, ci aprirà il festival. Non abbiamo nonno Mike, ma mai più nonno Mike. No, domani porca magari, miseria, ma io no, devi morire, Baldini. I vostri, dicevo, sì. Vabbè, allora facciamo una cosa. No, chiamiamo quello vero. E allora proviamo. No, se no lo chiamiamo quello nostro. Proviamo a chiamarlo. Quello Noi vero. ogni tanto a quest'ora, Sì. Anziché di fare il personaggio, proviamo, caro A Lucio, chiamare a chiamare quello vero. Che è meglio ormai. del personaggio. Però a quest'ora lui ormai Mangialo. ha capito il gioco e spegne il telefono. capisci? Certo. Lo spegni. Noi ci proviamo. Dai, proviamo a giurare. Proviamo, vediamo in diretta. Fate squillare in diretta, Lo stanno chiamando, Sì. dai. Fammi sentire lo squillo. Lo squillo fa adesso. Oggi, tra l'altro, oggi c'è il migliore in televisione, sì. quindi lui è forse è acceso, appena lui dice pronto, cioè, ricordate stasera. Allora ci siamo. Vediamo. Sentiamo. C'è lo squillo in diretta? Ecco, arriva lo squillo in diretta. Sempre lo squillo in diretta. Si sente, infatti. Sì, molto, è silenzioso. C'ha il vibrafon lo squillo. Niente. Novità? Niente. Novità, Sono andati a bussargli a casa a Milano. Cioè, non sentiamo lo squillo. No, però. esatto. Niente, non c'è lo squillo. Non c'è il telefono proprio, l'ha perso in un tombino. Niente. Allora chiamiamo il nostro, dai, chiamiamo. Potrebbe essere spento o non raggiungibile. La preghiamo di È provare incredibile, quest'anno. ormai lo sa. Anche lui ha questo ormai messaggio. lo sa. Penso. Vabbè, volevamo chiamare il nostro, ormai non abbiamo più tempo purtroppo, amici. Ma lo chiamiamo, proviamo a chiamarlo. Proviamo a chiamarlo. Vai, sentiamo se c'è. Pronto? Pronto? Buongiorno signor Mike. Buongiorno, un paio di penduli. Siete voi che mi chiamate? Sì, ma scusi, perché un paio di pendoli? Io lo spengo il telefono, non so che mi chiamate a quell'ora. Allora Che le è basta, successo? Perché è così arrabbiato? Sono un po' arrabbiato. Perché? Purtroppo stanotte, amici ascoltatori, allegria la terrazza. Sì, vabbè. Dicevo, ho lasciato la macchina qui sotto. In via Giovanni da Procida e non mi ero accorto che stamattina presto c'era la potatura degli alberi. E allora, scusi? Mi hanno caricato la macchina col carro attrezzi. Vabbè, sì, ormai succede. Sicuramente qualche vigile urbano, peggio qualche ausiliario del traffico, invidioso della mia limousine. Limousine, sì. Invece che farmi una semplice multa, che tanto poi non avrei pagato, ha preferito chiamare il carro attrezzi. Signor Mike, non si scaldi, su. Che... Scaldi? Ho la stessa temperatura della fusione del nucleo atomico. Amici ascoltatori, insomma, questi vigilini li chiamano così, è vero. sono stati molto fortunati che io non mi sia svegliato, se no sarei sceso e avrei percosso, amici ascoltatori, i vigili, gli ausiliari e tutti quelli che passavano di lì, e poi con un chiodo avrei rigato il carro attrezzi, amici ascoltatori, e poi sarei andato a casa loro e avrei fatto un trenino con le rispettive mogli, lo sapete, sorelle e parenti femmine di qualsiasi età o grado, amici ascoltatori. Vabbè, santa pazienza. Iniziamo a registrare il migliore, oggi ce n'è una. Scusa Mike, perché non ci riposiamo oggi? Io ho da fare, vengono a montarmi i mobili dell'Ikea. E allora?
Ma cosa faccio? Fermo la trasmissione perché un mio subalterno deve montare i mobili? Ma dormi per terra, come hai sempre fatto, eh? Non eri abituato alle grotte tu? Ma mica posso andare sotto i ponti. Punto esclamativo. Si capisce lontano un miglio che stai leggendo, Bozzi. Mario Bozzi. Sotto i ponti, se vuoi ti do una mano ad andarci, ti licenzio e basta, Vai, dammi retta, oggi è meglio se non registriamo. Puntini, puntini. Esatto. E chi sei tu per decidere delle mie sorti? Se apri bocca ancora una volta sarai costretto a mangiare con la cannuccia, ok? Per tutta la vita. Forza, manda la sigla, dai. Chissà perché Mario Bianchi non voleva che registrare. Buonasera amici ascoltatori e benvenuti al migliore. Allora, Mario Bianchi, che categoria abbiamo oggi? Mike, non so come dirtelo, gli ausiliari del traffico. Chi? Gli ausiliari del traffico, Mike. Oi là? Davvero? Sì, Mike, se voi rimandiamo... No, non mandare nulla. Okay, anzi, sono molto ansioso di fare qualche domanda a questo zelante servitore del comune di Milano. Come si chiama il pirla? Uè, mi chiamo Persichetti Luigi, detto Luis. Allora, senta Luis, lei è molto ligio. Si dice Luis. Vabbè, si dice Luis. Sei milanese. Allora, lei è molto ligio nel suo lavoro? Sì, questa settimana ho battuto il record di multe e ho fatto rimuovere più auto io che l'ACI. Un vero professionista, Mi vien voglia di stringerle la mano. Venga un po' qua. Eccomi. Ecco. Mai, non gli hai fatto nemmeno la domanda. Beh, tanto pirla com'è avrebbe sbagliato di sicuro, Anzi, ha sbagliato a fare una professione che stamattina mi irrita particolarmente. Scusa, Mike, ma dove vai con quella tanica di benzina? Mike. Questo pirla sarà venuto in macchina, no? Scusa Mario, hai da accendere? Sì, Mike. Dai, un po' di fuocherello crea l'atmosfera, anzi prendi la chitarra e dopo ci mettiamo a suonare intorno al falò, amici ascoltatori. Allegria! Ce l'abbiamo fatta, in tempo, sì, perfetto. in tempo preciso. Rimbombo. Programma di Fiorello, Bozzi, Cassini, Dirisio, Taddia e Baldini. Musiche di Enrico Cremonesi, detto anche Luis. Non Luis. Poi Massimo Pacciani, Carmelo Isgro, Antonello Corraduzza, Ambrogio Frigerio, Daniele Giardina e Michael Rosen sono i musicisti. I tecnici Pino Berardi, Paolina Brai, Marco Cristilli e Sasà Bellistri, detto due senza levare. Andiamo avanti. Ancora? Il nostro Marco Luia al backstage, certo, la redazione, Elisabetta Farina, Alessandro Provenzano, Robertino Testa Armata, la regia di Marco Lolli, programma a cura di Marina Mancini. Oggi è un applauso grandissimo, anzi, due grandissimi. Vi regala 53 canzoni, il grande e insuperabile Lucio Dalla. E un saluto a Scott Nison, mi raccomando, www.cambodiankids.org. Collegatevi, è sabato 4 la serata, mi raccomando. Andateci a Fiuggi. Allora, noi abbiamo finito, spostati, ci siete? Sì, ciao. Ciao, buongiorno. Avete seguito oggi? Sì. Fantastico Lucio. Fantastico Lucio, meraviglioso. Attore strepitoso, Attore? Sì. Spostati. Ah, anche attore, scusa, sì. Scusa, la mia dimenticanza, perché del santo patrono. Sancio Panza, cosa hai fatto? Sancio Panza? Sì. Sì, in un momento di sonambulismo ho fatto così. Hai fatto il film di chi era? Il film di Mimmo Palladino, Chisciotte, che in questo momento è a New York Film Festival. Dovevo andare là e sono venuto qua. Penso. E chi era il tuo socio? Il mio socio Chisciotte è Peppe Servillo. Peppe Servillo, cantante degli Avion Travello. Sì. Capito? Bravo, mi hanno parlato tutti molto bene. Te a New York, non è poco. Grazie Lucio, grazie Lucio. Grazie a voi. Grazie ancora, ciao a tutti. Ciao. Spostati. Sì. A voi la palla. Grazie. Palla? A proposito, fate anche voi l'annuncio per Scott Nison, mi raccomando. Sì, va bene. Vi diamo tutti gli estremi, così magari più tardi fate un po' di pubblicità a Scott, ok? Ok, certo. Adesso volentieri. vi mandiamo tutto nel vostro studio, ok? Grazie. Ciao. Ciao. Palla.